Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati in compagnia delle stelle del giorno. Anche oggi, martedì 7 settembre, andiamo a seguire le ultime novità con l'oroscopo di Radio.0 e quindi noi vi auguriamo buon ascolto e iniziamo subito. Partiamo dall'Ariete. Vi servirebbe fin da subito maggiore determinazione per riprendere il controllo della situazione che potrebbe esservi sfuggita di mano. Raggiungerete un accordo con il partner, ma solo dopo aver sudato 7 camicie. Che fatica però! Toro, con la Luna e il Sole in trigono con Urano, la giornata promette davvero bene, tra un colpo di genio e un piccolo guadagno che vi spetta. Anche se qualcuno non vede la soluzione, in realtà è a portata di mano e voi l'avete già adocchiata. Gemelli, le cose da fare sono sempre molte, ma il tempo invece non lo è a sufficienza. Se solo riusciste a organizzarvi a dovere non sarebbe però impossibile. La confusione regna sovrana sulla scrivania e nei cassetti, è venuto il momento di mettere ordine. Cancro, la luna in sestile al vostro segno vi invita a un'apertura mentale verso ciò che magari ancora non conoscete abbastanza approfonditamente. Evitate la superficialità nel leggere notizie, soprattutto se in qualche modo vi riguardano da vicino. Leone, a volte ciò che conta potrebbe essere anche un piccolo dettaglio. A fare la differenza sarà la vostra attenzione nel cogliere ciò che non va. Agite istintivamente senza farvi impensierire e sarete capaci di meritarvi anche un plauso generale. Vergine, anche se potreste diventare irrequieti e dovrete fare alcuni sforzi fisici per via delle congiunzioni Luna-Marte e Sole-Luna, non vi lamenterete oggi. Isolate qualunque pensiero negativo ed eliminatelo con la positività del trigono di Luna e Urano. Bilancia, occorre dare grande spazio al dialogo e alla conversazione se volete davvero arrivare a una comprensione profonda del vostro interlocutore. Se un rapporto è nato da poco, non abbiate fretta, date tempo al tempo e non saltate nessuna tappa. Scorpione, potete fare molto di più per merito della luna nell'amica Vergine, non tiratevi indietro qualora siate in cerca di nuove possibilità lavorative soprattutto. Apprenderete più facilmente se aprirete la mente alle novità e non vi irrigidirete sulle vostre posizioni. Sagittario, anche se dovrete andare controcorrente non vi sentirete affaticati, forse perché credete fermamente in tutto quello che state facendo. Anche se gli alleati non saranno molti, dopo tutto l'importante è che siano buoni e degni della vostra fiducia. Capricorno, la forza di volontà e l'abilità nel raggiungere tutti gli scopi che vi prefiggete non mancano mai, anche grazie alla luna in trigono con Plutone oggi. L'importante, ricordate, prendere una strada e seguirla fino in fondo, senza lasciarsi davvero impensierire. Acquario, sfoderate tutto il vostro fascino se volete davvero fare colpo, ma se non siete convinti al 100% allora molto meglio rimandare. Nascondere i sentimenti in fondo non è giusto, ma nemmeno diffonderli ai 420, siate più discreti. E chiudiamo infine con i pesci. Alcune associazioni risultano irrealizzabili alla fine per via dell'opposizione lunare a Nettuno. Chi fa da sé fa per tre, ma voi avreste preferito un po' di compagnia. Anche se una persona in passato vi ha un po' deluso, non continuate a rimuginarci sopra, in fondo. A che serve? Ed è tutto quindi anche per oggi. Dalle nostre stelle abbiamo chiuso questi 12 segni e ci risentiamo domani per continuare a seguire tutte le novità. Intanto una buona giornata a tutti e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0